Buongiorno. Allora, noi in Tramontina siamo una ditta brasiliana. In quest'anno compiamo i 100 anni, il centenario del gruppo Tramontina. È stato fondato da discendenti di italiani della zona di Maniago e poi che viene la famiglia Tramontina. Poi negli anni è venuto un socio che è l'altra famiglia Scomasson, che è di zona di Marostica. Il gruppo Tramontina ha 10 fabbriche in Brasile, abbiamo una tecnologia molto interessante per la produzione di pezzi in acciaio inossidabile. Quasi tutte le nostre macchine, la nostra tecnologia proviene dall'Italia. Particolarmente in questa fabbrica di lavelli abbiamo molti fornitori della zona di Vicenza, di Padova, fornitori di stampi, di rosà, macchine di saldatura, presse, bordatrici, e siamo proprio una zona abbiamo prodotti in fabbrica del nord-est italiano. Il gruppo Tramontina ha 17.000 articoli in produzione, più di 6.000 dipendenti. Il gruppo esporta a più di 140 paesi con il marchio Tramontina. Nei lavelli, essendo una ditta più nuova, oggi abbiamo una vendita a circa 30-40 paesi in America Latina. Il gruppo Tramontina invece produce più che altro, è molto conosciuto per i coltelli, posate, pentole, e questi prodotti vengono esportati a parecchi paesi. La nostra zona, dove abbiamo quasi tutte le fabbriche qua nel Rio Grande del Sud, è una zona di colonizzazione veneta, e per cui abbiamo una manodopera di eccellenza, sicuramente la migliore manodopera che c'è in Brasile, e questo è molto importante. Anche se abbiamo fabbriche molto automatizzate con molta tecnologia, ovviamente è molto importante avere persone bravi per condurre queste macchine, e questo è stato un fattore di molta importanza per il successo di Tramontina.